Buonasera a tutti, eccoci alla 10ª puntata di Sardinia Virtual Tour, benvenuti, grazie di essere qui. Insomma, ormai siamo alla 10ª puntata e sono tante, sono molto contenta di come sta andando, di tutti i vostri feedback. Colgo l'occasione per ringraziare insomma anche tutte le persone che mi stanno scrivendo in questi giorni. Allora, Nuraghelosa sicuramente molti di voi lo conoscono già e l'avranno già visitato, ma come tutti i siti, soprattutto i più belli, i più speciali, sicuramente una visita sola non basta per cogliere appieno la grandiosità e tutti gli elementi di interesse di questi siti. Io stessa che li ho visitati decine di volte, soprattutto i più importanti, chiaramente facendo anche la guida, vi posso assicurare che ogni volta che ci vado noto qualcosa di diverso in più. Ecco, per cui insomma, quando sento qualcuno che dice ah, mi l'ho già visto, vabbè, chiuso il discorso, ci siamo capiti. Bene, vediamo dove ci troviamo come al solito. Siamo al centro della Sardegna, ad Abbasanta. Sicuramente il Nuraghelosa è uno dei più visitati perché oltre ad essere uno dei più belli è anche avvantaggiato oggi dalla viabilità attuale, infatti si trova come sapete vicinissimo alla strada principale della Sardegna, la 131, e poi siamo proprio al centro della Sardegna, tra l'altro vicino anche allo svincolo per la 131 di CN in direzione Nuoro. Quindi, insomma, quale posizione migliore per essere appunto visitato? E qua appunto vedete l'area dove si accede, il centro servizi col parcheggio, e qua facciamo il sentiero, arriviamo al nuraghe che appunto essendo talmente grande lo riusciamo a vedere bene anche con Google Maps, ma per fortuna oggi lo possiamo vedere in diversi modi. Ok, come sempre ci spostiamo un attimo su Wikipedia perché vi volevo far vedere da qua che qualcuno insomma si è preso la briga di tracciare i poligoni, anche se purtroppo ci sono queste scritte, di praticamente tutta l'area archeologica del Nuraghelosa. In realtà si estende anche in certi punti oltre l'antemurale, ma cioè, oltre la muraglia, veramente la muraglia esterna che sarebbe questa. Ok, la vedete? Scusate se zoomo un po' di più, ecco, così non mi... Praticamente il nuraghe è circondato da tutta questa grande muraglia che è ancora discretamente conservata, e infatti anche il punto da dove si accede oggi appunto è un'apertura in questa muraglia che circondava l'abitato nuragico, che praticamente è stato scavato soltanto in minima parte, ma in realtà diciamo che la maggior parte dell'abitato non è stata mai indagata, soltanto pochissimi edifici, ma proprio quelli a ridosso del nuraghe. Ok, quindi come vedete anche questa muraglia che circonda tutto l'abitato ha diverse torri. Scusate, con queste evidenziazioni sicuramente non è facilissimo capirlo. E questa è l'area più vicina appunto al nuraghe, dove oltre al bastione trilobato, che chiaramente è questo, troviamo gli altri edifici, quindi troviamo l'antemurale, insomma questa parte di antemurale conservata con le due torri E ed F, che sono in realtà abbastanza particolari, di cui parleremo velocemente. E qua non è segnata comunque la capanna circolare, capanna per modo di dire, chiamiamolo edificio circolare, che si trova proprio di fronte all'ingresso del nuraghe. Ok, non temete, vi farò vedere immagini migliori di queste, era giusto per darvi un'idea appunto della grandezza del sito. Scusate, andiamo alle slide, poi dopo vediamo anche il modello 3D.
Ecco, una brevissima introduzione sulle ricerche archeologiche. Chiaramente, come ogni puntata, cercherò di essere più sintetica possibile perché le cose da dire sono tante, quindi assolutamente non ho la pretesa in questi minuti di riuscire a dirle tutte. Ecco, il nuraghe losa sicuramente appunto perché si conserva così bene e perché si trovava anche in un punto che è sempre stato di passaggio, è uno di quelli che sono noti da più tempo. Infatti, il primo rilievo del nuraghe a opera della Marmora ce l'abbiamo già a metà dell'Ottocento. Le prime ricerche archeologiche di Vivone e Tenissardi iniziano appunto alla fine dell'Ottocento, 1890. Ecco, questa è una foto d'epoca molto famosa che ritrae appunto queste campagne di scavo, a cui poi si sono susseguite quelle del Taramelli nei primi anni del Novecento, e vari altri interventi, Barrecca negli anni 70, poi negli anni 90 Santoni, insomma hanno scavato in tanti in questo nuraghe. L'unico problema è che soprattutto le prime indagini, quelle fatte appunto tra fine 800 e primi 900, sono andati persi tantissimi dati archeologici che non sono stati subito registrati, pubblicati e così via, per cui in gran parte diciamo i contesti sono andati persi, no? Diciamo proprio le relazioni anche proprio tra i reperti che sono stati rinvenuti e le stratigrafie del nuraghe, anche perché diciamo che nelle campagne le prime campagne è stata tirata fuori completamente le parti della struttura che ancora rimanevano interrate, e poi via via, insomma, con gli altri interventi si sono andate a chiarire le altre aree. In realtà, come vi dicevo, c'è tutta la parte circostante alla struttura centrale del nuraghe, che insomma ancora ce ne sarebbe tantissimo da scavare, ma non solo, probabilmente anche in alcune aree che sono abbastanza vicine al nuraghe, ok? Non sono quelle più lontane. Ecco, questa è quello che abbiamo visto prima, qua forse lo vedete meglio, tutto il sito, e quindi poi l'area del nuraghe al centro, quindi non mi dilungo. E vediamo più da vicino invece proprio la struttura del trilobato. Allora, innanzitutto la cosa fondamentale che salta subito all'occhio è questa forma geometrica, che in realtà da questa figura sembra più irregolare di quello che non sia in realtà. Dopo vedremo altre immagini. E quindi vedete che il corpo trilobato del nuraghe ha questa forma di triangolo equilatero, praticamente è un triangolo equilatero perfetto, i cui lati sono lunghi quasi 26 metri. Chiaramente gli angoli di questo triangolo sono costituiti dalle torri, per cui ovviamente sono arrotondati, e dopo vedremo come questa forma ha una grande importanza dal punto di vista dell'orientamento astronomico. Un'altra particolarità del nuraghe losa è che, a differenza praticamente della maggior parte dei nuraghi complessi, non ha un cortile interno, ma ha praticamente il bastione trilobato e addossato alla torre centrale senza soluzione di continuità su tutti e tre i lati praticamente. Quindi vedete che dall'accesso c'è proprio un corridoio dove in tanti altri nuraghi qua c'è un cortile aperto, qua c'è un corridoio che appunto porta sia alla torre centrale che alle due torri periferiche, mentre invece la torre nord ha un suo ingresso indipendente. Questo è molto interessante perché è una caratteristica che ritroviamo anche al nuraghe Santuantine e anche in altri nuraghi, cioè la torre che è a nord ha un ingresso indipendente.
Un'altra particolarità è proprio la forma di queste torri, in particolare la torre a est non è proprio circolare, ma ha questa forma sinuosa. Mi dispiace che non ho trovato nemmeno una foto dell'interno, quindi per chi non l'ha vista un motivo in più per andarci, che è veramente molto particolare, cioè per ottenere questo raccordo delle murature così serrato in modo da poter far stare tutte le torri in questa forma precisa. Come vedremo è importante che avesse quella forma precisa, quindi per questo motivo anche le soluzioni architettoniche sono state adattate. Infatti, appunto, come vedete qua non ci sarebbe stata praticamente una pianta circolare, perché qui abbiamo la muratura della torre centrale, per cui hanno adottato questa soluzione molto particolare. Questa planimetria sembra quasi un po' a goccia, che anche nell'elevato ha un raccordo veramente spettacolare. Se lo vedete sembra quasi che questa pietra così dura, siamo in un altopiano basaltico, tutto il nuraghe è costruito in basalto, sembra quasi che questa pietra sia morbida o che in qualche modo si sia piegata comunque al volere, modellata secondo il volere degli architetti nuragici, quindi molto molto interessante. Per quanto riguarda la torre centrale, come vedete la pianta del piano terra ha questo schema con 3 nicchie, che diciamo è abbastanza comune. È molto precisa ed elegante la Tholos, ma non è tra le più alte, alta 7 metri. Il primo piano appunto si raggiungeva tramite la classica scala elicoidale, vedete che partiva qua poi chiaramente non l'hanno disegnato perché questa planimetria rappresenta il piano terra, e si arriva al primo piano che ancora è conservato in parte, ma la Tholos svettata. Non sappiamo se in origine avesse solo 2 camere sovrapposte, il nuraghe, oppure se ne avesse forse anche una terza, come sembra comunque per la maggior parte dei nuraghi di grandi dimensioni, diciamo che avevano normalmente 2 piani. Dobbiamo immaginarci che la torre centrale in origine, da quello che sappiamo appunto anche dei confronti con altri nuraghi, ma anche dai modellini di nuraghe, era alta in origine almeno circa il doppio delle torri laterali. Ok, ora che più o meno l'abbiamo visto, vi dico altre 2 cose e poi ve lo faccio vedere con il modello 3D. Quindi questo per quanto riguarda il bastione trilobato. Non vi ho detto che la torre B è oggi svettata, già la Tholos di piano terra non si conserva, mentre invece le torri C e D hanno la Tholos ancora integra. Un'altra particolarità invece di queste 2 torri è la presenza di quelle che io preferisco chiamare finestrelle, ma che per tanti anni sono state definite feritoie, che sicuramente avevano altri usi che non quelli di lanciare le frecce. Quindi, come potete vedere, queste torri sono caratterizzate proprio da tutte queste aperture. Ma c'è un elemento in più anche: la torre E in realtà nasconde anche un piccolo pozzo. Ed è molto interessante questa torre, anche se non se ne parla molto e si trovano anche poche informazioni, perché comunque si vede una certa monumentalità sia nell'ingresso, che appunto è notevole, sia nel fatto che c'è tutta una sistemazione con un lastricato, una scala che con alcuni gradini scende a un livello un po' più basso, e poi qua si trovava il pozzo. Quindi diciamo
che tutta questa torre, almeno a mio parere, è costruita in funzione del pozzo, quindi lo possiamo chiamare a tutti gli effetti il pozzo, ed è molto interessante anche tutto il percorso che per arrivare a questa torre praticamente bisogna fare il giro del nuraghe, quindi passa rispetto all'ingresso, ok? Passando anche qua che c'è proprio un altro ingresso, tra l'altro abbastanza stretto, e dove bisogna anche abbassarsi per passare. Quindi tutto un percorso particolare, vi invito a riflettere su questo, visto che in tante altre puntate abbiamo parlato di questo discorso dei percorsi e lo continueremo anche fra poco. Adesso vi faccio vedere una panoramica veloce, un sorso. Scusate, ma ogni tanto vado in apnea mentre parlo, quindi se mi vedete che annaspo non preoccupatevi. Ecco, aspettate che lo metto anche full screen così lo vediamo meglio. Purtroppo non ci possiamo avvicinare molto, dobbiamo stare a distanza, questa è la distanza massima, cioè minima a cui ci possiamo, anzi massima a cui ci possiamo avvicinare. E come vedete qua appunto abbiamo questo edificio torre capanna cosiddetta che si pone proprio in relazione con l'ingresso del nuraghe e ci torneremo fra poco. Qua vedete ecco come appare il bastione trilobato dall'alto, prima stavamo guardando la planimetria e qui vediamo anche la torre centrale con il suo svettamento, oggi raggiunge circa 12 metri d'altezza, e la scala elicoidale che appunto portava la camera del primo piano, questa qui, e poi proseguiva su, ripeto, non sappiamo se ci fosse una terza camera o direttamente la terrazza. Ecco, facciamo un attimo un giro. E questa è la parte meglio conservata, diciamo, dell'elevato del bastione del nuraghe. In particolare è molto interessante la presenza dei mensoloni in posto. I mensoloni sono quelle pietre che sporgevano, erano sagomate con una forma ben precisa e orlavano i bastioni e i coronamenti delle torri dei nuraghi. E il nuraghe Losa, insieme a pochi altri in Sardegna, è uno appunto dei pochi che ha ancora dei mensoloni in posto, cioè nella loro posizione originaria. Questo cosa ci indica? Ci indica che in questo punto il bastione si conserva per quello che era il suo elevato originario, quindi è molto importante questo dato. Chiaramente stiamo parlando della parte di raccordo del bastione, quindi della parte che raccordava due delle torri, no? Mentre invece per quanto riguarda le torri chiaramente erano più alte rispetto a queste murature di raccordo, no, del bastione. Ecco, questo come vi dicevo è l'ingresso della torre nord e qua vedete il percorso che vi dicevo per arrivare fino alla torre del pozzo, che è questa, ok? E qua purtroppo la torre ovest che è la meno conservata. Allora, si pensa che questo edificio circolare sia chiaramente di matrice nuragica, ma si pensa che sia di un'epoca successiva rispetto all'edificazione del nuraghe. Per quanto riguarda l'edificazione del nuraghe, scusate, non vi ho detto che chiaramente si pensa, e dopo sarà anche più chiaro, che così come sappiamo anche per altri nuraghi complessi, che tutta questa struttura sia il frutto di un progetto unitario. Sia perché, come vi dicevo quando stavamo guardando la planimetria, cioè creare proprio questo particolare raccordo per stare
in quelle misure, in quell'orientamento, in quei rapporti reciproci tra le varie parti del nuraghe, è chiaro che tutto deve essere progettato a tavolino e tracciato sul terreno prima della costruzione. Quindi anche il nuraghe LOSA è sicuramente, io ci metterei anche la mano sul fuoco, frutto di un progetto unitario. Chiaramente come fasi, momenti proprio prettamente costruttivi, anche in questo caso si è partiti dall'edificazione della torre centrale, a cui poi tutto il resto si addossa, ok? Benissimo, ecco, vi dicevo, questa, anzi, prima vedo se c'è qualche domanda, poi proseguiamo. Allora, Barbara chiede, la capanna delle riunioni ha i seggi? Adesso non ce li ha più, ma probabilmente un tempo ce li aveva, questa almeno è un'ipotesi. Bene, allora vi dicevo che questa torre capanna, chiamiamola edificio circolare, è stato costruito probabilmente in una seconda fase, ma quello che risulta evidente proprio dalla sua posizione è la sua relazione con l'ingresso del nuraghe, infatti si trova proprio di fronte. Ha diverse particolarità, una di queste è il doppio ingresso, quindi come vedete l'ingresso da qui e poi un ingresso più stretto all'interno. Ora ve lo faccio vedere qua nelle foto. Ecco, questo è l'altro ingresso che praticamente sta molto vicino, anche se disassato, all'ingresso principale del nuraghe. Infatti da qua, come potete vedere, l'ingresso appunto è coperto. È particolare questo ingresso perché oltre a essere stretto e sopraelevato con questa specie di soglia, insomma, ha una particolarità. Inoltre, anche se non si vede tanto bene dalle foto, qua forse si vedeva meglio nel meno perché siamo troppo lontani. Un'altra particolarità sono queste grandi nicchie ricavate nelle pareti. Ecco, quindi cosa possiamo dire di questo edificio? Che fosse una capanna delle riunioni? È probabile, ripeto, i sedili oggi non sono conservati, ma prima per brevità non vi ho detto che comunque tutto il sito ha delle fasi di frequentazione, non solo dell'epoca nuragica ma anche per tutta l'età romana e tardo-romana e alto medievale, ok? Quindi in tutte queste fasi chiaramente ci possono essere stati dei riusi, diciamo delle ristrutturazioni, degli adattamenti, ok? Per cui ecco non possiamo dire con certezza se ci fosse questo sedile, però non possiamo ovviamente neanche escludere che fosse una sorta di capanna delle riunioni. In ogni caso è diversa dalle normali capanne delle riunioni, non solo perché non ha il sedile, ma perché proprio ha questi due ingressi che quindi probabilmente servivano, cioè in un percorso di ingresso verso il nuraghe. Ok, per questo motivo questo sembra proprio un ambiente di passaggio, quindi mi sembra anche difficile, insomma, che magari ci fosse un focolare, per esempio come nelle altre capanne delle riunioni. Però, ecco, un dato molto interessante che si conosce da questo edificio è il rinvenimento da parte di Taramelli di un pilastrino in trachite, una sorta di bettilino in trachite rosa. Purtroppo non ci dice di più. Possiamo pensare quindi a un piccolo bettilo o chissà magari a un frammento di modello di nuraghe che chiaramente ai tempi dei Taramelli non erano ancora così conosciuti e studiati come oggi. In ogni caso è un elemento che ci riporta a un uso rituale
di questo ambiente. Lo stesso Taramelli associa questo pilastrino chiaramente a un significato rituale trattino cultuale, punto interrogativo. Ok, andiamo avanti, che come sempre qui si sta facendo tardi, purtroppo anche qua non ho trovato delle foto così belle della torre centrale, anche era un po' in fretta, però appunto questa è la torre centrale dall'interno, quindi questa dall'interno verso la porta e questa dalla porta verso l'interno. Andiamo velocemente a vedere un attimo le altre torri. Ecco, questa la torre occidentale svettata e questa è la torre nord che, come vi dicevo, ha il suo ingresso indipendente che è sopraelevato rispetto al piano di calpestio e che aveva tra l'altro anche all'interno una scala, quindi cioè, aveva ancora una scala poi per salire. E veniamo all'orientamento astronomico del Nuraghe Losa. La scoperta dell'orientamento del Nuraghe Losa e del Nuraghe Santo Antino, che praticamente hanno lo stesso tipo di struttura, si deve agli studi di Mauro Zedda. Cosa ha scoperto? In particolare, per questi due nuraghi ha scoperto che il triangolo del trilobo in realtà ha un significato ben preciso, ovvero quello di definire l'incrocio dei due assi solstiziali. Non so se riuscite, ok, a leggere. Quindi, ok, vedete come questo triangolo si inserisce perfettamente negli assi solstiziali. Quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo immaginare probabilmente che in età nuragica le osservazioni si facessero da sopra le torri, chiaramente non da giù come facciamo noi oggi, e quindi dalle diverse torri si potevano vedere esattamente il punto dove il sole tramonta e sorge ai solstizi. Ok? Ora non mi posso dilungare molto adesso a spiegarvi esattamente il funzionamento, però penso che tutti quanti sappiate che chiaramente il Sole si sposta nel corso dell'anno, perlomeno noi dalla Terra lo vediamo muoversi, quindi ogni giorno la sua posizione cambia leggermente fino ad arrivare ai due estremi appunto del suo percorso. Quindi i due solstizi sono appunto questi punti estremi, per cui in corrispondenza dei solstizi ci sono dei punti ben precisi da dove il sole sorge e tramonta, e già dopo pochi giorni si è spostato. Quindi la volontà di allineare un monumento di questa mole, ricordiamoci che i lati del Nuraghe Losa sono lunghi più di 25 metri, in un modo così preciso ovviamente non può essere casuale, tanto più se ricordiamo il significato dei solstizi, non solo come cambio di stagione ma anche come significato culturale e religioso, perché chiaramente tutto era collegato, tutto era associato e connesso. Il solstizio d'inverno, come sappiamo, è il momento in cui si celebra la rinascita della luce, quindi la divinità. Il solstizio d'estate è il momento in cui si celebra la massima manifestazione della luce. Ok, quindi questo molto molto sinteticamente, ma chiaramente potremo fare un webinar soltanto sul significato del solstizio nel mondo antico, perché chiaramente c'è tanto da dire. Ecco, quindi in poche parole, ora rivedendolo velocemente nel modello, cosa significa questo orientamento? Significa che oggi, se noi, dopo vi farò vedere il video, se noi al solstizio di inverno ci mettiamo qua, praticamente vedremo che la muratura del nuraghe è perfettamente allineata al punto
in cui il sole sorge al solstizio d'inverno. Ok, quindi questa linea. Tra l'altro è molto interessante che sia l'Uraghe che l'Uraghe Santuantine nei bastioni hanno questa leggera concavità che appunto permette di poter tracciare una linea tangente precisa, che è proprio quella che punta a quel punto lì. Ok, quindi qua per vedere l'alba del solstizio d'inverno, mentre qui per vedere l'alba del solstizio d'estate. Mentre se ci mettiamo qua vediamo il tramonto del solstizio d'inverno. Ok, spero che sia chiara questa cosa. Vedo un attimo le domande che ci sono e poi volevo chiudere questa puntata facendovi vedere un minuto del video che abbiamo girato due anni fa, che ha fatto Gianluca Carta con il drone proprio in occasione del solstizio d'inverno del 2018. Allora, Antonello mi chiede se i mensoloni sono stati posizionati durante gli scavi o sono originariamente così, ma da quello che so, a parte sono tre, sono in situ, quindi sono nella loro posizione originaria e nessuno dovrebbe averli toccati. Chiaramente ne sono stati ritrovati anche tantissimi altri crollati, alcuni li vedete nel vialetto, appunto avvicinandovi al nuraghe, però questi tre dovrebbero essere proprio nella loro posizione originale. Deborah mi chiede dove si trova il pilastrino in trachite, trovato da Taramelli, no, io non lo so sinceramente, mi piacerebbe saperlo, ma non lo so, proverò a chiedere. Barbara Figus mi chiede se l'edificio circolare, cioè la torre Capanax all'ingresso, aveva la Tolos. Allora, in realtà non si sa come fosse coperta. Per avere una Tolos, diciamo che i muri sono troppo stretti perché non sono larghi come quelli di un nuraghe, però nei punti meglio conservati si vede che il muro ha comunque un aggetto. In realtà c'è, diciamo, un po' di disaccordo su come potessero essere coperti questi edifici, perché qualcuno dice che erano coperti con materiale di legno, altri che magari potevano avere una specie di cupola, magari non chiusa completamente, e poi l'ultima parte chiusa con altri materiali oppure con lastre. Quindi per questa pure rimane un punto interrogativo. Praticamente ora qua non vi ho messo la sezione del nuraghe, però se fate un po' mente locale, se avete visto altre figure, sicuramente vi ricorderete che il rapporto tra vuoti e pieni nei nuraghi è a vantaggio dei pieni. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli spazi interni sono molto esigui rispetto alla mole di pietre che circonda appunto le camere. Quindi praticamente cosa vuol dire questo? Che per ottenere quella cupola ogivale, che appunto è caratteristica delle tolos nuragiche, devo avere un muro di un certo spessore, altrimenti non riesco proprio a realizzare quell'aggetto lì, ok? E quindi questo è il motivo per cui un edificio con questo spessore murario non può essere coperto con la stessa tecnica di una camera interna di un nuraghe, ok? Spero di essere stata abbastanza chiara, anche se è un po' complicato magari per chi non ha bene chiaro come sono fatte le tolos. Allora, Luigi mi chiede la denominazione elosa, significa dal sardo, veniva dal sardo e significa sepoltura. Sì, è un termine, diciamo, sardo ormai in disuso, più che sepoltura significa proprio lapide. E a cosa si riferisce? Sì,
si riferisce alle sepolture di età romana, che sono delle urne cinerarie in pietra, tra l'altro realizzate riutilizzando dei blocchi di edifici nuragici. Quindi questi blocchi cosa facevano? Li scavavano e realizzavano il ricettacolo appunto per le ceneri. Dato che tutto intorno al sito c'è una grande necropoli, insomma ci sono tante di queste urne, anche nella zona di Abasanta, comunque anche in altri siti, in altre zone se ne trovano tantissime. Comunque in particolare la zona del Nuraghelosa, cioè il sito del Nuraghelosa, aveva quella denominazione proprio per questo tipo di urne cinerarie. Ok, allora quindi ragazzi concludiamo, vi faccio vedere molto velocemente un pezzettino di video, però vorrei farvelo vedere senza audio. Ecco, vedete qua il sole stava praticamente sorgendo, come sempre ci sono sempre tanti nuvoloni, per cui bisogna stare là incrociando le dita che si spostino per riuscire a vedere almeno qualcosa. Sicuramente con queste immagini avete anche un'idea più chiara della dimensione, della mole del Nuraghelosa, vedendo proprio le persone che sembrano delle formichine. E qui praticamente il sole che sta sorgendo, adesso riuscirete a vedere bene proprio il discorso dell'orientamento. Vedete qua era già sorto da un po', non da tanto. Vediamo dietro le nuvole. Ecco, e qui vediamo proprio come il muro del nuraghe praticamente interseca il raggio. Ok, ci siamo. Vedo se c'è qualche altra domanda veloce. Ok. Ok ragazzi, se volete fare un'ultima domanda, prima di salutarvi vi ricordo, ecco anche da qua si vede bene. Poi se volete andare nella pagina e trovate l'album Solstizio d'inverno potete vedere altre foto che proprio sono più esplicative rispetto a questo fenomeno. Anzi, trovate anche quelle del solstizio d'estate che pure sono molto belle. Allora, Jean-Luc mi chiede se il pozzo è ancora attivo, ma un po' di acqua c'è. Poi però non ho informazioni più approfondite da dove viene quest'acqua, eccetera. Questo non te lo so dire, però l'acqua comunque c'è ancora oggi. Allora, vediamo se trovo qualche altra domanda veloce. Ok, bene ragazzi, non vedo altre domande, quindi vi ringrazio tutti, ringrazio Terra Vista per il modello 3D, Gianluca Carta per il video del 2018 che comunque è sempre bello rivedere, se lo volete vedere tutto è un po' lunghetto, poi c'è anche la parte del tramonto, lo trovate comunque nel mio canale YouTube, dove trovate anche le puntate precedenti se ve le siete perse e basta, finiamo qua. Vi saluto e ci vediamo sabato per chi ci sarà e con tutti gli altri invece ci vediamo mercoledì. Ciao a tutti, ciao!